Siamo con l'onorevole Simonetta Rubinato, che è qui a sostegno della candidatura di Silvia Conte al Consiglio regionale. Parliamo però subito di un tema scottante, quello delle risorse. Le regioni e soprattutto poi gli enti locali ne hanno sempre di meno e questo naturalmente strozza le possibilità di ripresa. Allora, quando si potrà finalmente vedere una svolta in questo senso rispetto alla politica dell'austerity? Io ho detto durante la campagna delle primarie per la presidenza, per la candidatura alla presidenza della Regione Veneto, che è necessario partire nei prossimi 5 anni di mandato regionale con una fase costituente. Il Veneto, che è una delle regioni che possono trainare la ripresa dell'Italia, ha bisogno di nuovi strumenti di governance, sia sul piano regolatorio sia sul piano dell'autonomia anche fiscale, tanto più che sta tra due regioni a statuto speciale. Se riparte il Veneto, riparte l'Italia. Quindi è un interesse nazionale, secondo me, dare a questa regione gli strumenti necessari affinché il suo tessuto economico e sociale, che non è secondo nessuno in Italia, possa fare davvero la sua parte, nell'interesse dei Veneti e delle Venete, ma anche del Veneto. Da questo punto di vista, il mio sostegno alla candidatura di Silvia è pieno. Uno, perché di Silvia Conte, perché è stata la mia compagna dell'avventura delle primarie fin da subito, credendo anche lei profondamente su questo tema dell'autonomia speciale anche per il Veneto, che è una risposta vera alla questione di tenere unita l'Italia e questo Paese. Non sono le ingiustizie subite dai territori che potranno tenere insieme l'Italia, sono invece una nuova equità fiscale che ha anche la possibilità di tenere una parte delle risorse prodotte da questo territorio sul territorio per rispondere ai bisogni dei nostri imprenditori e facilitare la loro competitività delle loro imprese e a favore delle persone che hanno bisogni sociali molto forti anche sul nostro territorio. Penso agli anziani, penso ai disabili, ma penso anche ai servizi all'infanzia per i nostri bambini. E quindi Silvia è la candidata che più fortemente di altre potrà aiutare quella che io spero diventi la Presidente della Regione Veneto, cioè Alessandra Moretti, più di tutti gli altri potrà aiutarla a mettere in piedi questa fase costituente sull'autonomia, perché era al mio fianco durante le primarie e durante le primarie noi abbiamo messo al primo posto questo tema, che sembra un po' astratto per i cittadini perché uno dice con l'autonomia non ci mangio, e invece basta andare a Trento, basta andare a Bolzano per capire che invece con l'autonomia ci si mangia e ci si vive anche bene come. Questo non toglie nulla alla necessità della solidarietà nazionale, anzi ribadisco, se non si danno risposte alla richiesta di autonomia dei Veneti, purtroppo movimenti per l'indipendenza rischiano di prendere ancora più consenso. Voglio dire qui che c'è uno studio, ricordare qui che c'è uno studio recente della Deutsche Bank che di sicuro non, come dire, non ha particolari simpatie politiche per un movimento politico o per un altro, la quale ha esaminato le ragioni economiche dei movimenti autonomisti e indipendentisti che stanno sorgendo in Europa, in Scozia, in Catalogna, ma anche in Veneto. E conclude questo studio dicendo: i grandi trasferimenti di ricchezza all'interno degli stati nazionali stanno generando tensioni fortissime perché sono oltre la sostenibilità di una vera solidarietà e quindi bisogna trovare una risposta credibile all'autonomia finanziaria e fiscale delle regioni che devono sostenere lo sviluppo dei territori dentro la globalizzazione, oppure salteranno le unità territoriali di paesi come la Spagna e l'Italia. Io credo che qui ci sia tanto lavoro da fare. Lei è stata un'avversaria di Alessandra Moretti alle primarie, adesso perché la sostiene? Quali sono le ragioni per votare Alessandra Moretti? Allora, io sostengo ovviamente il candidato del Partito Democratico perché sono una persona che ha sempre lavorato con lealtà e coerenza. Dopodiché sono anche lieta, contenta, per me è una soddisfazione personale, che un tema come quello dell'autonomia speciale del Veneto, che all'inizio praticamente sostenevo soltanto io o quasi all'interno del Partito Democratico, anzi in questo un po' osteggiata, sia diventato un tema che poi Alessandra Moretti ha inserito nella sua campagna elettorale. Quello che mi interessa non sono mai stati i posti, ma le idee, gli obiettivi e i progetti, per cui se qualcuno lavora, se Alessandra lavora davvero per conseguire questi progetti, mi avrà ovviamente a dare una mano per i Veneti e per le Venete.